le passioni, il vintage. Vintage è vintage. Il vintage non si batte secondo me. E quindi insomma un pezzettino vintage con fatica, con passione, con culo, con paiolo, con sacrificio, con un amico che mi ha dato la mano, ce lo siamo messi da parte. Ringraziando il Paterno nel mondo meccanico. Poi sempre negli anni con tanta passione, con tanto sacrificio e con tanto culo, ma tanto, ma sempre con un amico che ti vuole bene e che ti consente e ti agevola, ce ne siamo messi da parte un altro tanti anni fa quando ancora erano un po' più accessibili, che ha una caratteristica. È sempre un pezzo di terra, quadrante argenteo e contatori marroni tirati, come si vede bene al sole, no? Il quadrante è argenteo e il contatore è marrone. E dato che i dettagli sono importanti, quando poi vieni a Piazza Ulite e vedi parcheggiato un oggetto vintage argenteo cappotta marrone, secondo te sto male? Divento matto? La voglio argenteo cappotta marrone, argenteo contatori marroni, secondo te sto male? Stupenda, pagoda, 2,80, un po' restaurata, ma come è tenuta, cappottina marrone rifatta, proprio come il contatore, classe a quintali, spettacolare, stupenda, pezzi così se ne vedono pochi, anche come quelli ne se ne vedono poi tanti, bel batacchio, però mamma mia che lavoro. E il tridente d'attacco, Daytona, Pagoda, Teutonico, è il nuovo greno lì, una novità. Le passioni irrazionali sono quelle che sono motore, benzina, carburante la mattina per alzare, spaiolare, premiarsi e tornare a lavorare per farsi un altro premio. E poi c'è sta proprio il jackpot, viva la vita!